Allora, questo comizio rappresenta una svolta per la politica e per la storia del Veneto Stato che presto sarà indipendente. Allora, prima di passare alla relazione dell'avvocato Morosì e alla relazione del presidente del Veneto Stato Giustino Cherubin, che ringrazio, che si è tornata dall'altro giorno da un viaggio in Brasile e che sei qua nonostante il fuso orario, prima di passare alla relazione degli ultimi due esponenti di Veneto Stato, voglio anche ringraziare i candidati consiglieri provinciali, che sono persone di grande spessore, di grande senso civico, e qua che ne abbiamo qualcuno. Voglio ringraziare Gianluca Panto, candidato consigliere a Villorba. Voglio ringraziare Alessia Bellon, coordinatrice provinciale di Treviso, della provincia di Treviso, e candidata per il collegio di Treviso 2. E che ne so tanti, che avevo visto prima Ivan Salvador, mi pare, che ho visto Gaetano Zuanetti, candidato consigliere a Vedelago. Dove sono i tanti candidati? Alza mano. Allora, vedo Fausto Massarotto, candidato consigliere a Istrana, e che ne sono molti altri. Elena Durigon, la più giovane candidata consigliere provinciale di queste elezioni. Io credo che Gappi abbia ancora 19 anni, 18enne, e dimostra il senso civico, la preparazione dei veneti. Si sta preparando all'esame di maturità, ma il vero esame di maturità per EA e per tutti i veneti è il prossimo 15 e 16 maggio. Allora noi altri veneti dovremo decidere se dare la fiducia ancora ad esponenti che mi ritengo la fiducia la abbia tradita sotto tutti gli aspetti, sotto l'aspetto morale, sotto l'aspetto della capacità, perché si sono falliti. E saluto anche il candidato consigliere William Marsura del Castelfranco Veneto, ogni tanto ne vedo qualcuno. Allora, questi partiti e questi rappresentanti politici falliti, mi credo che non si merita più alcuna fiducia. Mi credo che una forza politica che nasce da una passione sana, dall'impegno, dalla dedizione, dal sacrificio, da persone che crede e che fa, merita la fiducia dei trevisani, dei veneti. Mentre ritengo che continuare a dare la fiducia a queste persone sia un atto di masochismo. Allora, non rubo ulteriore tempo ai prossimi relatori, ma diciamo qua a cominciare dall'avvocato Alessio Morosì. L'avvocato Alessio Morosì è un personaggio storico della politica veneta e rappresenta quello che noi altri vogliamo salvare della politica veneta fino ad oggi, perché Ius è un esempio proprio di passione civica, di preparazione, di sacrificio. L'avvocato Alessio Morosì è una persona che, rarità assoluta, non ha fatto politica per i suoi interessi personali, e lo dimostra il fatto che oggi ha scelto una forza politica nuova, che non ha potentati economici alle spalle, che non ha televisioni alle spalle, che non ha grossi industriali marci e compromessi col sistema alle spalle, ma ha solo persone vere, preparate, persone che ha studiato, che lavora. Cari veneti, prima della sala parola di Alessio Morosì, mi dico che questo, che a molti pare un sogno e che si sa in realtà in tantissimi stati, prossimi stati dell'Europa occidentale nascenti,
c'è un progetto politico naturale e normale per i veneti, la normalità. Quello che invece non è normale, che sia assolutamente al di fuori di ogni ben di Dio, di ogni spiegazione logica, è restare all'interno del Titanic Italia. Bravo! Il Veneto può e deve ambire a meglio, perché i veneti dalla prima ora in cui si sveglia al mattino all'ultima ora in cui va a dormire, gli fa il bene, gli si impegna con un profondo senso civico, con un profondo senso del bene comune, tanto è vero che siamo primi per volontariato, per donazione di sangue, gli fa il bene, ma i veneti anche da pretendere il bene. E il bene per noi si chiama indipendenza, e indipendenza vuol dire Veneto, Stato indipendente. Alessio Morosini, Stato indipendente! Veneto! evviva Alessio Morosini! E la passione, con una moralità al di sopra della fogna politica italiana. Veneto Stato, se, come diceva Lodovico di Antonio Guadagnini rispetto ai suoi concorrenti politici, Veneto Stato tutto, se 2, 3, 5 spanne solo ai partiti italiani. E dopo le ragioni economiche che ne ha illustrato Antonio Guadagnini, le ragioni politiche che ne ha illustrato Lodovico Pizzati, dopo le ragioni della serietà e della preparazione che ne ha illustrato Alessio Morosini, tocca adesso alle ragioni del cuore, perché ricordiamoci, se è vero come che è vero che l'indipendenza del Veneto ne conviene sotto ogni aspetto, dall'aspetto della sanità, dall'aspetto dello stato sociale, sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto della giustizia. Se è vero però che c'è il cuore e c'è l'identità che fa fare i cambiamenti alle persone, e così come gli scozzesi dal 1707 sotto il Regno Unito, lo stesso modo i veneti che dal 1866, come questa targa della vergogna nascosta qua da Dio ne testimonia, così allo stesso modo questi due popoli sotto degli stati artificiali ed inventati, lo stesso noi altri veneti potremo e dovremo liberarsi, ma per farlo dobbiamo ascoltare anche le ragioni del cuore dell'identità che ne illustrerà il presidente Giustino Cherubini. Ma prima, sperando di non essere dismentati candidati, mi voglio ringraziare anche il candidato consigliere provinciale Bruno Polli del collegio di Preganziol e il candidato consigliere provinciale Geremia Agnoletti del collegio di San Vendemar. Mi c'ero dismenterai perché da bravi veneti gli c'ero da trio lavorare all'organizzazione di questo comizio e mi guardavo solo quello davanti, ma noi altri veneti invece si distinguiamo proprio per questo, per la modestia, per il lavoro, per la capacità di fare e senza domandare niente. Ecco perché vi domando di ascoltare il nostro presidente Giustino Cherubini, che ne spiegherà che i veneti di storia che ne ha tanta, per la precisione più di 3000 anni. Preparate dal grande senso civico e da una grande determinazione. Ecco perché il nostro destino di indipendenza è già certo. Ecco perché non potremo che aver successo. Cari veneti,
e il Veneto Stato indipendente sa prossimo. E adesso vi invito tutti ad ascoltare il nostro inno nazionale in religioso silenzio.